2 anni fa, quando sono cominciati i lavori di restauro della chiesa, sono state tolte tutte le malte alla base per l'altezza di 2 metri circa, e in questo punto ho notato che c'era una differenza altimetrica rispetto all'altra soglia della nicchia dall'altra parte della chiesa. Quindi, incuriosito, mi sono avvicinato, ho tolto da sotto, dalla base, ho tolto un mattone, mi sono accorto che sotto c'era il vuoto, quindi ho misurato con 1 metro quanto poteva essere larga questa pietra, e da lì è nato il pensiero che ci fosse sotto il vecchio fonte battesimale. Tolta la base della nicchia, naturalmente poi tolti i mattoni, sono comparsi questi 2 catini, uno per la dispersione dell'acqua. Di che epoca parliamo allora? Allora, io avevo notato che in uno schizzetto del 1600 della precedente chiesa c'era già il fonte battesimale. Teniamo presente che lo schizzetto del 600 è della chiesa del 400, quindi non poteva essere scomparso, ma sicuramente era stato nascosto, perché nel Novecento è stato poi comperato il nuovo fonte battesimale. Quando ho scoperto, l'emozione è stata forte, e quindi ho avvisato chi di dovere, e naturalmente ecco qua, questo è quanto è uscito. E qui c'è un'altra intuizione. Sì, ed è stata una scoperta eccezionale. Tutto è partito da quando sono state rimosse le malte da questa parete ed è comparsa questa porta. Dal lato opposto c'è una nicchia. Mi sono sempre chiesto che senso avesse una nicchia a nord della chiesa che dava sulla aperta campagna. E l'hai trovato il senso? E l'ho trovato quando poi il muratore mi aveva detto che c'era un'angolazione che rientrava nella parete ad est, e quindi ho pensato che qui ci poteva essere qualcosa. Fatta togliere questa pietra, è comparso il pozzo coinventato, perché tutt'attorno sono state messe pietre, cenere e carbone per tenerlo coinventato. Quindi mi chiedevo che senso avesse un pozzo in questo luogo. E che senso ha? E che senso ha? Naturalmente l'anno scorso è stato pubblicato un volume sulle ghiacciaie del Veneto, e leggendo questo ho scoperto che questo era un pozzo di raccolta delle acque di scioglimento della ghiacciaia che era esterna alla chiesa. E quindi che funzione aveva per il parroco? Per il parroco, essendo questa parte esterna alla chiesa, in quel tempo, parlo del 1600-1500 anche, lui aveva chiuso questa area creando una piccola casupola, e raccoglieva d'inverno la neve e la compattava per bene, e questa era per il prete, il frigorifero del tempo. Accedeva da quella porta, e d'inverno, per caricare il pozzo, aveva quest'altra a volta. Anche qui che sensazioni si prova quando si scoprono? Qui è stata una sensazione enorme, perché non me lo aspettavo, non sapevo, perché io in questi ambienti sono venuto da piccolo a fare catechismo, e quindi l'ho sempre visto così. Certamente non avrei mai immaginato di trovare un pozzo di questa bellezza e conservato così bene. Dove siamo saliti, Oscar? Ecco, nella parte retrostante della chiesa, adibita attualmente a magazzino, dove conservo tutti quell'abbigliamento e stendardi che un tempo sono serviti per le varie cerimonie religiose. Questo è in seta ricamata ed è della Congregazione del Santissimo Sacramento. Epoca? Epoca 1615. Bello spettacolo, è un tesoro questo. 1615, e successivamente poi hanno ottenuto anche un banco, sempre della congregazione, in questa chiesa. Guarda il retro. Ullala. Fatto ovviamente tutto a mano questo. Fatto ovviamente tutto a mano.
gli angeli dipinti e tutto il resto ricamato. Naturalmente sta cedendo. E Questo l'hai riscoperto tu? questo era appeso nell'armadio seicentesco, che dall'altra parte poi invece è stato portato qui per essere conservato meglio. Questa è la congregazione giovanile di San Luigi Gonzaga ed è dipinto con dei ricami che sono stati aggiunti, sono stati applicati. Sotto abbiamo lo stendardo del Terzo Ordine Francescano. È un'altra meraviglia. E Ecco. qui invece in che epoca siamo? E il Terzo Ordine Francescano è nato dopo, probabilmente, che è stato nel 1600, quando il parroco pro tempore aveva chiesto la costruzione dell'altare di Sant'Antonio. Probabilmente successivamente è nato anche la congregazione del Terzo Ordine Francescano. Quando è che li hai visti per la prima volta questi tesori, Oscar? Questi io li ho visti qualche decennio fa, appesi nell'armadio dell'altra stanza, e poi quando poi sono stato incaricato di fare il custode, naturalmente li ho Certo. rivalutati. E là cosa c'è? Qui abbiamo la copertura del catafalco che si usava un tempo in occasione di funerali importanti. Ah, però. Presumo che questo sia la copertura che è arrivata con il conte Paolo Donà delle Rose, morto a Venezia ma sepolto a Santo Stefano, con autorizzazioni del viceré della casa regnante d'Austria. E lì dietro? Dietro abbiamo le tende copertura della chiesetta dell'asilo, fatte dalle suore e dipinte oltre 100 anni fa, e sono state qui per essere recuperate e naturalmente custodite. E ce ne sono tante. 5, esattamente 5, con disegni diversi, con raffigurazioni diverse, sempre con immagini liturgiche, e avrebbero bisogno di un buon restauro. Adesso vi porto nella soffitta, dove vengono custoditi altri abbigliamenti religiosi e di cerimonia, e naturalmente vi faccio vedere perché meritano di essere, guardate, piviali in filo d'oro e argento, Preziosissimi. e naturalmente custoditi con cura. E tutti qua dentro. E siamo sempre in epoche, avranno almeno un secolo. Anche di più. Anche di più. Abbiamo anche 2 secoli, cioè questo piviale sicuramente è del 700. Questa cos'è, Oscar? Questa è l'immagine della Madonna Bambina, la Maria Bambina, che festeggiamo l'8 settembre. Naturalmente fatta dalle suore della Misericordia, oltre 100 anni fa, in cera, con capelli veri, ed è stata dipinta il cuscino, e il vestito è stato completamente dipinto dalle suore. Bellissimo. C'è la consapevolezza di questi tesori? No, la gente ancora, probabilmente perché sono stati da anni, sono stati rimossi e non vengono più usati né esposti in chiesa né nelle processioni religiose. Però raccontano una civiltà. Raccontano la storia, il passato, la fede,
la voglia della bellezza, perché Dio era bellezza.